Siamo pronti con la prima sfilata di moda. Le nostre ragazze indosseranno i bellissimi gioielli di F-Dreams Italia. F-Dreams è il brand di bijou scelto da tantissimi influencer e donne dello spettacolo come Cecilia Rodriguez, Federica Nargi e Leonor Mega, per brillare in ogni momento della giornata. Seguiteli sui social F-Dreams Italia per essere sempre aggiornati con le ultime tendenze. www.F-Dreams Italia è il loro sito dove potete fare acquisti online. In passerella vedremo le nuove proposte di F-Dreams per l'estate, partendo dalle collezioni Colorful per i nostri look estivi e da spiaggia, dove troviamo l'accessorio più cool del momento, i body chain e i gioielli da cono con le bellissime collane da vita. Successivamente i look si trasformeranno, pronte poi per l'aperitivo in spiaggia con la collezione Techno Chic, per finire con dei look luminosi e sfavillanti per i nostri party estivi a bordo piscina. Ecco a voi, signore e signori, i gioielli di F-Dreams!
scelgo solo F-Dreams. Tra l'altro a tutte le miss fino alla finale ci sarà la possibilità di avere un 10% di sconto, giusto, su tutta la collezione, appunto per tutta la durata del concorso, per impreziosire i propri look anche alla finale, oppure anche durante il concorso, anche l'anno prossimo, o comunque durante le loro serate. Bene, ricordiamo il sito www.fdripsitalia.com. Grazie ancora a Maria Luisa Bortoletto, grazie! Vi ricordo che Miss Città Murata è un concorso gratuito. Per iscriversi www.misscittamurata.it, l'iscrizione è gratuita e non comporta alcun vincolo. Unico requisito è l'età. Naturalmente abbiamo finito le selezioni, ma potete iscrivervi per il prossimo anno perché noi vi terremo presenti appunto per la prossima edizione del 2024. Miss Città Murata è anche uno dei pochi concorsi che apre le porte del mondo della moda, dello spettacolo. Grazie alla nostra agenzia, la Elegance Eventi, procuriamo alcuni lavori alle nostre ragazze. Elegance Eventi fornisce hostess, modelle, ma si occupa anche di curare l'organizzazione degli eventi. A maggio con le nostre ragazze eravamo al Cipriani di Venezia per un evento luxury. A giugno alla Fonte Fashion Night in provincia di Treviso. Alcune delle nostre miss, delle nostre ragazze hanno sfilato appunto alla Fonte Fashion Night. Recentemente, la scorsa settimana, eravamo all'Adriano Panatta Racket Club di Treviso, dove le nostre ragazze hanno partecipato come delle modelle alla sfilata per la stilista Saida Zurina, curata appunto dalla Elegance Eventi. E allora, vi svelo appunto, come vi ho già detto in anteprima, che le nostre ragazze, appunto la vincitrice, ma poi sicuramente estenderemo l'invito a qualche altra partecipante, a qualche altra fasciata della finale. Miss Città Murata 2023 premierà l'8 settembre al premio Leone di Vetro, che appunto si svolgerà durante la mostra del cinema di Venezia. E allora vedo sono già in passerella, avevano fretta di uscire nella passerella i nostri modelli, perché ora è giunto il momento di vedere la sfilata Stone House che vi farà fare un viaggio attraverso la collezione estiva con i colori del mare. Stone House abbigliamento su oltre 500 metri quadrati in 2 piani propone dal 2010 una vasta gamma di capi uomo-donna sempre di tendenza. Ogni settimana troverete nuovi arrivi da non perdere per ogni vostra occasione. Vi trovate nella nuovissima sede a Castellino di Resana in via Santa Brigida. Ecco a voi Stone House!
Alex e Gabriel, che questa, mamma mia, non devo girarmi se no suona, che hanno appunto sfilato questa sera. Andate anche voi a visitare il nuovissimo, bellissimo punto vendita dove si può trovare sia la moda donna, ma anche la moda uomo e anche l'arredo casa. Da Stone House trovate capi alla moda made in Italy, ma soprattutto cortesia e professionalità. Via Santa Brigida, Castelmigno di Resana. Un applauso Giulia! Grazie, li vedremo anche alla finale. Giulia, puoi anticiparci qualcosa? Alla finale sfilerà l'invernale? Era già la finale e l'invernale, quasi con l'accenno. E allora sono curiosa di vedere la sfilata. Vi aspetto tutti quanti il 1° settembre a Cittadella con Stone House. Grazie, un applauso a Stone House Abbigliamento. E allora siamo giunti all'ultima sfilata di moda, perché vado a presentarvi il nostro sponsor, il gruppo Capello Centrivista. Con la sua sfilata ci farà vedere un sacco di meravigliosi occhiali che potete ovviamente poi trovare nei suoi tanti centri vista distribuiti in tutto il Triveneto. Il negozio storico a Treviso in piazza San Leonardo è lì dal 1951, ma i negozi più vicini sono quello di Castelfranco. Questa sera abbiamo presenti alcune persone dello staff del negozio di Castelfranco, e Montebelluna. In tutti quanti troverete sicuramente una cosa importante: la passione per il bello, con gli occhiali da vista e da sole delle marche più prestigiose e più ricercate, e la passione e la cura per il benessere visivo del cliente. Sì, perché la vista, lo sapete bene, è un bene prezioso, uno dei sensi più importanti, e un occhiale fatto bene può fare davvero la differenza. Capello lo sa bene, investe molto per il vostro benessere. La nostra Miss vincitrice della serata, Miss Parpesin, vincerà un occhiale esclusivo So Unique, offerta appunto da Capello Centrivista, fatto completamente su misura. Potrà scegliere forma, colore, dimensione e tipo di lente. Oltre 20 milioni di combinazioni che renderanno davvero unico il suo occhiale. Trovate anche voi gli occhiali So Unique in esclusiva nei Centrivista Capello. Buona visione con Capello Centrivista!
amici, avete visto, avete assistito all'ultima sfilata di moda? Grazie a Cappello Centrivista, ricordo che la Miss Fasciata Centrivista vincerà un bellissimo occhiale offerto dal Cappello, mentre la nostra Miss vincitrice Miss Barbesini vincerà un occhiale